Lavoriamo per il rilancio economico, attenzioniamo ai lavoratori Italcementi. Queste le parole del sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina a margine dell'incontro volto alla risoluzione dell'avvertenza Italcementi. Un appuntamento con il direttore della sede Italcementi di Porto Empedocle per vagliare un'importante proposta imprenditoriale di una grande impresa che opera nell'ambito dell'economia circolare ecologica. Una lotta contro il tempo, afferma il deputato regionale pentastellato Giovanni Di Caro, per le garanzie occupazionali degli ex operai. Italcementi, così come tutte le realtà industriali che producono cemento, sta attraversando un lungo periodo di profonda crisi. Nell'ultimo quinquennio il settore ha avuto una contrazione di mercato del 60%. La crisi finora ha portato l'azienda a licenziare 18 operai e i rimanenti 31 rischiano di subire la stessa sorte se non si interviene immediatamente. Il cemento, un tempo era il settore trainante dell'economia siciliana, oggi non lo è più. E i primi a capirlo sono stati ovviamente gli stessi produttori che un paio di anni fa hanno commissionato uno studio alla società Nomisma Energia per capire quali fossero le potenzialità di riconversione del cementificio di Porto Empedocle.